Benvenuti a un altro appuntamento con la programmazione della Contrada. Questa settimana siamo particolarmente felici di avere in studio con noi Vanessa Gravina, Buongiorno. che ringrazio per essere venuta a trovarci. Vanessa Gravina sta provando. Sì. Sono le ultime prove, no, dello spettacolo che andrà Siamo in scena. vicini al debutto, grande emozione e soprattutto anche grande impegno, perché è un'opera davvero civile, sia dal punto di vista sociale che un grande lavoro sull'umanità dei personaggi, devo dire. Stiamo parlando di Pazza, Sì. che sarà in scena al Teatro Bobbio da giovedì prossimo fino a domenica. Fino al 23. Fino al 23. Allora, Pazza è, ne abbiamo accennato la scorsa volta parlando con Livia Amabilino, è un testo di Tom Topor, Esattamente. un testo scritto verso la fine, andato in scena quantomeno verso la fine degli anni 70, ripreso poi da un film non molto fortunato, diciamo. Sì, insomma, per fortuna, per fortuna così sì, perché questo è un non altro, tutti conoscono la trama, ecco, perché poi è un thriller bello, pieno di suspense. Ed è un film Sì. e quindi anche uno spettacolo che potrebbe appartenere, mettiamola così, al genere processuale, Sì. in cui tu sei, come dire, ormai, perché l'anno scorso testimone d'accusa, lì era l'attrice più processata della storia. Però laddove testimone d'accusa è un testo bellissimo, dove paradossalmente il coinvolgimento degli interpreti deve essere quasi nullo, perché la Christie non domanda. Non domanda, non è, diciamo, non è un approccio, tra virgolette, intellettuale, perché è, diciamo, l'accadimento, è la storia che porta i personaggi, anche se comunque è difficile da interpretare, perché, insomma, come tutti i grandi classici, comunque richiede, come dire, paradossalmente molto più un alto tasso di performance, anche di verità. Qui siamo su una materia umana assoluta, quindi sono le psicologie, cioè è il vissuto dei personaggi che viene rappresentato, quindi il background di ciascuno di questi personaggi, tutti apparentemente normali, dove lei figura come la grande pazza della vicenda. In realtà scopriremo che è un'avventura totalmente ribaltata, dove la normalità verrà poi smascherata per qualcosa di estremamente diverso e viceversa poi la follia. Leggendo un attimo la trama questa mattina per rinfrescarmi un po' la memoria, perché io vidi il film che uscì alla fine degli anni 80, e allora senza rivelare nulla perché non è corretto, anche perché si tratta poi di, potremmo chiamarlo quasi mettiamola così, un thriller giudiziario sociale. Esattamente, Perché, esattamente. Se qualcuno ha dimestichezza con un film che si intitola improvvisamente l'estate scorsa, qualcosa può, quantomeno le ragioni di determinate scelte possono essere ricondotte a quella necessità. Mettiamola così. Assolutamente. Come dicevo, anche quello che io ritengo faccia grande quest'opera, questo lavoro, è proprio diciamo tutti questi continui vasi di Pandora che vengono scoperchiati, che fanno parte di una società che noi riteniamo e consideriamo normale dal punto di vista, diciamo, della collocazione sociale, ma che in realtà è tutto fuorché normale. E la nostra protagonista, che nella trama si chiama Claudia, è una donna che ha a che fare con un vissuto assolutamente insondabile, che poi verrà fuori all'interno della vicenda, è una squillo d'alto bordo che a un certo punto uccide questo cliente. E qui partirà questa indagine, insomma, chiaramente essendo appunto poi un thriller, come dicevi, non possiamo rivelare molto della trama, ma è interessante proprio indagare il tema anche, diciamo, sulla violenza di genere, sulla violenza che viene in qualche modo condotta su una figura femminile che non appartiene in questo caso a uno strato sociale basso, non appartiene a una condizione sociale di minoranza, ma appartiene a un mondo alto borghese di grande benessere, di grande ricchezza. Quindi che cosa significa? Sostanzialmente che la violenza può essere reiterata e praticata in qualsiasi ambito. L'avete lasciato, diciamo così, l'ambientazione negli Stati Uniti? No, in realtà diciamo, l'ambientazione diventa proprio con cognizione di causa assolutamente
ambientate innanzitutto ai giorni nostri, Ok. perché il testo è di un'attualità, anzi forse proprio ancora più attuale oggi rispetto a quello che poteva essere 30-40 anni fa, e viene ambientata in Italia, Ah, ho quindi capito. anche con degli accenti locali, Ho capito. con un tessuto proprio che può essere trasversale. Quindi. Discutevamo di questo l'altra settimana, l'altra volta che era con noi Livia Mabilino, perché c'è un dato importante. C'è una protagonista assoluta nel testo Sì, e c'è attorno a lei, tutta quella serie di figure che verrebbe da dire caratteristi, sì. che è un termine che forse noi abbiamo utilizzato con eccessiva disinvoltura, ma senza i quali né un'opera cinematografica o un'opera teatrale non esistono. Assolutamente. Cioè, Ma non solo, rendo noto che poi tutti i personaggi sono meravigliosi, sì. a cominciare dall'avvocato che nella versione cinematografica fu interpretato da uno stupendo Richard Dreyfuss, dove qui abbiamo un eccellente Nicola Rignanese, attore con il quale avevo già avuto il piacere di lavorare, ma tutti i personaggi sono veramente meravigliosi. Però la cosa incredibile è che poi rappresentano ciascuno di questi personaggi ha un'identità specifica, anche importante Sì, all'interno sì. della società, quindi parliamo di Sì. avvocati penalisti, di direttori di centri di igiene mentale, primari di psichiatria, giudici dell'alta corte penale, Sì, sì, imprenditori. sì. Cioè, ecco perché è interessante, no? Perché appunto non spazia solo, non indaga nell'ambito familiare, ma poi tocca tutti i temi che sono quelli che poi emergeranno all'interno dello spettacolo. Di Allora, grande denuncia, ecco, quindi. ne accennavamo prima e mi piace sottolineare questa cosa, perché è ovvio che esistono parecchi testi teatrali dai quali poi sono stati tratti anche dei film. Come no? Testimone d'accusa è un esempio, Assolutamente, assolutamente. forse c'è anche un revival di interesse attorno ai testi di Agatha Christie trasportati in teatro, eccetera. Sì. Spazza è appunto anche uno di questi. Io non riesco mai a capire, nonostante una militanza di spettatore, anche di recensore ormai ultradecennale, non riesco mai a capire il rapporto che sarebbe il caso, mettiamola così, che un attore o un'attrice debba avere con il modello di riferimento. Cioè dire, Pazza, c'è il film, Sì. lo hai visto, hai deciso di non Sicuramente vederlo? no, io vedo, ma Come vedo funziona? anche, vedo perché credo che comunque sia interessante avere sempre degli input di ciò che è stato fatto. Anche Cioè, per farlo completamente differente. assolutamente, ma non solo, per avere poi un'idea, diciamo, il film comunque ti dà in qualche modo lo scorrere logico-psicologico di una trama. Tu puoi prendere qualcosa, discostarti, allontanarti per sempre, non volerlo vedere mai più, però certamente, così come di alcune edizioni di spettacoli teatrali meravigliosi, ci sono dei DVD ancora difficili da trovare, insomma comunque bisogna andare a cercare, anche per avere un po'... per vedere come, insomma tu sei giornalista, quindi capiterà di leggere ovviamente articoli di colleghi, Sì, no? Capire sì, sì. anche che tipo di non l'avevo mai visto, imprinting non l'avevo si mai vuole visto, dare, sì. ecco, oppure un po' lo stesso approccio, Sì, sì, no? lo Come facciamo, quando lo infatti, scritto, sì. ecco, diciamo che più che altro è una curiosità, non certo per avvicinarsi, e poi comunque perché si ruba sempre qualcosa oppure ci si allontana anche da qualcosa. Io almeno ho questo approccio, poi magari altri ho colleghi che proprio non l'hanno voluto vedere il film. Una tua collega una volta, e non farò il nome, ma le va dato atto anche della sincerità, diceva, io vorrei fare di Tennessee Williams un tram che si chiama Desiderio, come no. però dice, dopo aver visto il film, dice, io non mi avvicino nemmeno a quell'interpretazione. Cioè, questo è l'altro grande problema, no? Sì, Ci sono ma- delle interpretazioni che rendono appunto inavvicinabile un Un'operazione testo, però inavvicinabile. fondamentalmente Allora ti porto questo esempio. Tu ricordi la Compagnia dei Giovani, come Rossella no? Falk, Romolo Valli? Tra l'altro insomma, sono ecco. 100 anni dalla Allora, nascita di Romolo Valli, Teatro di- la scorsa settimana. E allora, prendiamo un esempio, un autore forse tra i più interpretati in Pirandello. ambito teatrale, che è Pirandello. Allora, se tu
hai avuto la fortuna di assistere in qualche modo a una rappresentazione portata in scena dalla Compagnia dei Giovani e dici allora io non mi avvicino, cioè non farò mai più una roba del genere. Ti porto questo esempio proprio perché poi fortunatamente Compagnia dei Giovani, i loro pirandello vengono riproposti spesso, insomma, da vari emittenti televisivi, eccetera. Quindi diciamo che se uno si approccia in questo modo non esce più di casa, cioè non solo per noi che lo interpretiamo, ma anche per il pubblico. Ecco, quindi credo che però invece la grande azione che il teatro deve fare è quella, senza ovviamente snaturare le tematiche, di portare a una contemporaneità, senza tradire né il testo né la volontà dell'autore, però portare quel tipo di materie, perché il grande teatro, i grandi testi sono universali. Se li fai bene, certamente possono essere datati, è chiaro che un testo del 1600, Molière piuttosto che Goldoni o altri autori di altri tempi, diciamo, sposano un po' quell'epoca, ma alla fine il messaggio che deve arrivare è forte ed è quello e non... Come ti sei imbattuta in questo testo? Proprio perché, ripeto, il film si vede poco. Sì, io me lo ricordavo, l'avevo visto, sì, anche perché mi piace moltissimo lei è stupenda. Poi, insomma, anche l'idea di una donna che già, credo fosse lei coproduttrice già di questo film, quindi insomma... Ecco, e quindi amandola, stimandola tanto, insomma, me lo ricordo anche perché comunque già da ragazzina ero molto piccola, insomma, a quell'epoca quando uscì il film. Diciamo che però il primo approccio è stato quello poi di entrare nella dinamica copione, che è il primo, come dire, la prima forma di empatia, no, che deve avere un attore o un'attrice. Chiaramente un ruolo così penso che veramente capiti poche volte all'interno di un percorso, di una carriera. Parliamo di una teatralità vicina a noi, se poi andiamo su Medea, i grandi classici, però di una figura, cioè di una donna che può raccontare i suoi tempi con tutto ciò che c'è all'interno di questo personaggio, quindi una denuncia verso, diciamo, un mondo istituzionale, un mondo familiare, un mondo borghese, il tutto ovviamente anche con materia alta, quindi anche con grande ironia all'interno, sarcasmo. Questo è uno spettacolo anche... molto ritmato, molto veloce, non c'è mai ci sono i momenti di respiro che sono quelli delle temperature emotive, ma come drammaturgia è rapidissima, veloce. L'ambientazione giudiziaria, no? In aula allora, non c'è fortunatamente la vera e propria aula di tribunale, assolutamente nulla di tutto questo. È come un luogo non luogo sospeso, ho capito. Dove noi passiamo, diciamo, da questa stanza dove ovviamente la nostra protagonista è in attesa di giudizio, che è la stanza dell'incontro dell'ospedale psichiatrico, che può anche essere la stanza d'incontro di un carcere, quindi diciamo che è una donna che si sta giocando 25 anni di manicomio criminale, ecco, questa è quindi è un luogo, esattamente. La stanza del processo è una stanza assolutamente informale dal punto di vista non solo dell'ambientazione ma anche della modalità nella quale i personaggi stanno seduti, quindi è come un luogo di deposizione che non ha una sua geografia, può essere ovunque, come se noi qui iniziassimo a mettere sotto accusa un personaggio, un imputato, e lì comincia il processo. Ho capito, quindi il pubblico deve anche un po' sceglie di ambientare come lui meglio crede. Ma è tutto aperto, cioè come paradossalmente è come se ognuno poi entrasse all'interno, ognuno del pubblico che assiste entrasse, quindi non c'è una istituzionalità, anche perché è già molto istituzionale la cosa, cioè la figura del giudice rappresenta e racconta anche dei dogmi, quella insomma... ci sono lo psichiatra, il più dogmatico della serie. È un po' come tra l'altro quel bellissimo film giudiziario che si intitola La parola ai giurati, dove La parola ai giurati, meraviglioso. Bene o male il dibattito in aula viene ricostruito. Che è diventato uno spettacolo bellissimo che fece Alessandro Gasman, io vidi anni fa. Un bellissimo spettacolo anche quello. Io non posso chiudere la trasmissione senza chiedere, anche per questioni, se vogliamo, familiari, ma è un argomento che mi incuriosisce molto.
come si chiama? Il paradiso, Il paradiso del Signore. Il paradiso del Signore, che io non riesco a vedere per... Nemmeno io, no? Me ne vedo in replica ogni tanto. Però, allora, in un panorama, diciamo, difficile come quello del mondo dello spettacolo italiano, perché leggevo in questi giorni di teatri che rischiano di salutare, insomma, anche una brutta situazione anche al Teatro Quirino a Roma, quindi insomma non è un panorama, come dire, semplice, però mi sembra di capire che si è tornati a ragionare come si faceva ai tempi d'oro della Rai bernabeiana, cioè dove gli attori di teatro avevano la possibilità, tramite allora gli sceneggiati, adesso tramite le fiction, di comunque farsi conoscere, farsi vedere. Stavo parlando eccetera. Questa mattina proprio col mio compagno, vorrei ricordare un personaggio meraviglioso con il quale io ho avuto il piacere di lavorare in questa città, che è stato Antonio Salines, tu sicuramente ricorderai. Ha lavorato tantissimo con la Contrada, insomma, perché ti nomino lui? Io feci un allestimento, anche lui era un attore purissimo di teatro, che lavorò con chiunque da Jacques Lassalle, lo stesso Patrice Chéreau, Orazio Costa, insomma stiamo parlando di grandi colossi. Però ebbe questa grandissima botta di notorietà con i fratelli Caravaggio. Come no? Abbiamo nominato La Cittadella, La Freccia Nera, Pagliaccio, cioè attori, capito, che facevano cose trasversalmente, lo stesso Gassman, al di là di tutta la sua carriera cinematografica incredibile, però era molto presente questo connubio, Anna Maria Guarnieri, no? Insomma, ricordiamo, potremmo citarne tanti, lo stesso Albertazzi, insomma. Quindi sì, io credo che, ma non perché è la nostra serie che racconta finalmente di un'Italia di valori, di un'Italia che è stata poi, diciamo, quella degli anni 60, diciamo il boom economico famoso avvenuto nel dopoguerra, alla fine degli anni 50, che è stata una grande Italia, che è quella che poi ci ha consentito, no, di non crollare nei tempi futuri, grazie anche a tutte quelle basi che erano state messe a raccontate. Però è vero quello che stavi dicendo, anch'io sto riscoprendo in qualche modo questo genere parliamoci chiaro, il mestiere dell'attore non te lo puoi inventare dall'oggi al domani, quindi cioè, come dire, cioè io me ne accorgo subito anche quando siamo lì nel lavoro, chi ha fatto una scuola, lo senti come parla, come timbra, comunque il teatro serve sempre. E io nasco attrice di cinema, Umberto, il mio primo film avevo 10 anni, sono stata una creatura cinematografica e televisiva per anni, finché a 17 anni non ho avuto appunto la grande fortuna di iniziare nella mia città che è Milano con Il Piccolo di Milano, la regia di Strehler, che era La donna di Mari Dipsy, ma lo dico non per commemorazione, perché comunque sia questo è un mestiere che ha bisogno di fondamenta, non puoi iniziare dall'oggi al domani, non si può. E ti dà una sicurezza anche quando, ma attenzione, la macchina da presa serve poi per avere una cognizione di te quando vai in palco, e il palco è quello che ti porti in teatro quando poi devi affrontare la cosiddetta normalità. Però è vero quello che dicevi di Rai, che sta facendo un grande, insomma, come è giusto che sia, no? Una televisione di Stato che fa un servizio proprio e tiene compagnia, che esatto, è fondamentale. proprio di utilità e di crescita morale, umana, culturale, intellettuale. Allora, l'appuntamento è per giovedì della prossima settimana, quindi siamo 20 febbraio. Dal 20 febbraio fino al 23. Fino al 23. Al Teatro Bobbio. Mi raccomando. Pazza con Vanessa Gravina. Tra l'altro c'è anche, e lo saluto, casomai poi gli porti i miei saluti, c'è anche come si chiama, Maurizio Zacchigna. Maurizio Zacchigna, Paola Sambo, che sono assolutamente testini, Davide Lorino, la regia di Fabrizio Coniglio, che ha anche fatto l'adattamento e devo dire sta tirando fuori a noi delle cose molto molto interessanti. Grazie e buon lavoro. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Io saluto.